Ed eccoci qui amici per un nuovissimo viaggio culturale qui nel bellissimo complesso nuragico del Santa Barbara nel territorio a pochi chilometri da Villanova Truschedu. Siamo un po' lontani dalle zone sassaresi dove in questi giorni, magari in queste puntate vi ho condotto, vi ho portato. Oggi sono qui per farvi vedere un altro complesso nuragico decisamente interessante che ho già visto per tanti anni ed è sempre un piacere ritornarci ed è molto bello. Per prima cosa vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like se insomma vi stanno anche piacendo questi piccoli viaggi culturali nella terra dei nuraghes e ricordatevi di rispettare le proprietà, rispettare i monumenti, amarli. Certo, uso questa parola, amare i luoghi e i monumenti. Sono patrimonio di tutti, patrimonio di noi stessi, della nostra storia, della nostra vitalità culturale. Per cui non sporcate, non rovinate i monumenti, non andate addosso chissà dove, su qualche pietra o chissà dove, non spostate niente, non toccate niente, godetevi il nuraghe, fate attenzione perché la sicurezza è un'altra componente importante. E ora, bando alle regole, tra virgolette ovviamente, ed entriamo nel nuraghe e ho fatto già volare il drone, c'è già qualche immagine che andrà prima e insomma, e poi anche, chissà, magari anche in coda a questo piccolo viaggio documentario. Allora andiamo e venite con me. Una breve panoramica sul complesso dove appunto vediamo un ingresso principale architravato che insomma sulla parte sinistra è abbastanza crollato ma che detta l'immagine a un residuo di una torre, per cui avremo anche una torre sulla destra che è abbastanza conservata, diciamo così, insomma, e ci immette in che cosa? In un cortile. E ora andremo, poi vedremo anche il retro del nuraghe e vedremo quindi che è un nuraghe complesso con un'addizione frontale, si può dire, o semifrontale all'ingresso della torre principale che adesso vedremo, con due torri, ma anche nel retro vedremo dei residui particolari di questo complesso che è decisamente interessante e importante ed è un luogo da frequentare, accessibilissimo. Quindi stiamo entrando nel bastione del Santa Barbara di Villanova Truschedu, tantissimi anni che frequento questo luogo. All'ingresso vediamo due brevissime nicchie, brevissime, l'ingresso del bastione appunto che ci immette nel cortile, davvero interessanti. Guardate che bello, questa è la torre centrale, vedete qui è proprio addizionato al resto del nuraghe, una panoramica sul cortile. E vedete l'ingresso all'altra torre che è decisamente posta dinanzi alla torre centrale. E ora appunto andiamo a vederla prima di entrare nella torre centrale. Vedete un residuo, quindi non è proprio un'addizione frontale, insomma è un complesso così particolare nella sua struttura architettonica e comunque vediamo appunto molto interessante l'ingresso a questa torre, che forse è l'altra torre principale, secondaria ovviamente, e vedete che il residuo della Tolos è questo. Quindi noi adesso facciamo veramente una panoramica di queste feritoie così interessanti, particolari, difficilmente si vedono in altri nuraghi, insomma, quelli decisamente importanti. Vedete quanto è interessante, ci si può accedere in un modo un po' non molto agevole al di sopra, quindi bisogna fare attenzione, non lo fate se non avete la giusta competenza, la giusta attenzione, e fate veramente attenzione. Amate i nuraghi, visitateli, ma ricordatevi la sicurezza, oltre che giustamente il rispetto del luogo. Ecco qui una panoramica della torre centrale, molto bello l'ingresso a mio avviso, molto. Ed ora entriamo nella torre centrale.
La torre centrale è davvero ordinata nel suo interno. Allora, subito a sinistra vediamo la scala elicoidale che appunto noi faremmo e saliremo tra poco, io salirò. Qui c'è una di quelle classiche nicchie che spesso troviamo in molti complessi nuragici, anche in qualche nuraghe monotorre dovremmo trovarla. Questa è l'ogiva dell'ingresso, davvero interessante, non è piatta bandata, diciamo che è proprio un'ogiva. E adesso entriamo nella camera centrale che appare scavata, è presente una nicchia a sinistra, non c'è la nicchia centrale frontale, c'è la nicchia di destra. Qui ci sono dei residui appunto di mensole, come quello di un residuo di mensolone, presumibilmente insomma è un residuo di mensolone. Guardate la bellezza di questa camera centrale, spettacolare, davvero di grande impatto visivo. Questa è la cultura nuragica, una cultura che, ricordatevi, si sviluppa intorno almeno al 1800 a.C. Ovviamente molti nuraghi non sono stati costruiti in quell'epoca, è un'epoca un po' più tarda, ma che dimostra appunto una maturità costruttiva delle genti nuragiche, una maturità che ci riconduce però anche a ciò che precedentemente i sardi stessi, prima di essere nuragici, avevano conquistato, e cioè una competenza davvero grande. Quindi un percorso lungo, non un percorso così, insomma, che avviene dall'oggi al domani, cari amici. Quindi, anche se non entrerò troppo nei tecnicismi, io vi rimando sempre alle puntate fatte anche in altri programmi, in altri video, anche qui appunto sul mio canale YouTube, e questo è solo per dirvi di quanto sia importante conoscere la propria storia, la propria identità, e vedete quanto è meravigliosa. Ora vi faccio anche un'altra panoramica con me per farvi capire le dimensioni di questo cono di pietra, questo cono nuragico straordinario. Questa è appunto la nostra cultura. Ora andiamo verso destra all'uscita e salirò la scala e vediamo se riusciamo a fare una panoramica dall'alta. Andiamo. Eccoci, adesso andiamo qui a destra, vediamo con un'altra visuale appunto del bellissimo architrave, e ora saliamo. La scala è abbastanza agevole, quindi si può fare tranquillamente per voi che venite, abbastanza stretta. Ricordate sempre la sicurezza, non mi stancherò mai di dirlo, e accediamo appunto alla camera centrale, che è molto interessante. Vedete, qui c'è una sorta di residuo di camminamento, e quella è un'altra particolarità che vediamo subito. Eccoci, questo è un vano che è decisamente interessante qui all'interno della torre centrale, ricavato stesso, vedete, non come quello che abbiamo visto appunto da giù. Vedete che continua la scala anche qua, quindi è un vano ricavato all'interno stesso della torre centrale. Vedete anche qui insomma una feritoia, comunque uno spazio aperto, e questo è basalto, pietra basaltica. Vedete la torre, questo è davvero interessante del Santa Barbara. Guardate, qui c'è un po' di vegetazione, ma noi passiamo senza alcun problema. Vedete dove si sbuca? Guardate che è di una bellezza quasi unica questo che vi ho fatto vedere, e cioè vedete proprio questa è la camera centrale appunto dove si sbuca, dove abbiamo visto prima, e invece dove siamo passati, dove vi ho fatto passare 2 secondi fa, è un altro camminamento che prosegue, e quindi insomma costeggia
la torre centrale stessa. È molto interessante, non è così visibile in tanti altri nuraghi, quindi ve lo faccio vedere adesso in un modo un po' più comprensivo. Qui è da dove siamo arrivati prima, appunto dalla scala all'interno della torre centrale. Quello è il residuo della Tolos, come vedete, ma poi noi abbiamo proseguito, io ho proseguito qua per entrare all'interno. Ecco qui, vedete, io ho proseguito da qui per entrare, ecco, lo vedete bene adesso, per entrare in questo vano davvero interessante. Forse una delle cose più particolari che si possono vedere anche per i nuraghi complessi. Certo, ce ne sono tante altre, però questo per farvi capire di quanto sia importante avvicinarsi dal vivo alla struttura architettonica della gente nuragica per carpirne, diciamo così, i segreti. Guardate che panorama sulla piana, e che porta poi anche le zone che si avvicinano poi anche verso Vilanova Truschedo. Ricordatevi sempre che queste zone sono parte del vostro patrimonio intellettuale, patrimonio del cuore, patrimonio della vostra sensibilità. Questo, ecco la scala che vi dicevo, quella prima che abbiamo fatto, davvero interessante. Quindi se vi capita di venire, e venite in queste zone, anche se siete un po' lontani, fate qualche chilometro, venite e scoprite le bellezze storiche e culturali della nostra bella Sardegna, ma dell'Italia intera. Io sto già preparando del materiale. Guardate che interessante, ma davvero interessante, davvero. Ora andiamo, quindi riprendiamo il camminamento precedente, quindi inverso, e ridiscendiamo la scala. Quindi vedete la bellissima disposizione di questa scala che sbuca poi e fa un giro già subito sulla destra, ma anche lì vediamo comunque una sorta di continuità con la scala. Chissà in antico come doveva presentarsi. E ora ridiscendiamo e riandiamo nella camera centrale della Tolos. Guardate con la mia Insta360 X Pro guardate la particolarità costruttiva di questa meraviglia architettonica nuragica. Vedete, questa è la parte del retro stesso del nuraghe, della torre centrale. Ora proseguiamo un po' seguendo quest'altro sentiero, cercando di ricollegarci a quell'altra torre. C'è una bella vegetazione qui, i bei lecci. Ecco qui, vedete la struttura? Molto interessante, vedete? Molto interessante. Da qui si può accedere, ma siamo ovviamente al di sopra del cortile. Noi adesso io ve lo farò vedere, prendevi conto appunto di come è la struttura, e vedete qui praticamente stiamo sbucando sul cortile centrale dove eravamo appunto prima. Vedete, insomma, quella che vedete non è una struttura antica, ovviamente è qualcosa fatta da persone, probabilmente stiamo cercando di ricomporre un nuraghe complesso, chissà che, e comunque sia questa è la visuale della torre, dalla torre centrale verso la torre prospiciente, la torre del riflesso, l'ingresso al bastione, il cortile, un bel cortile di una decina di metri quadri circa, forse qualcosa più o qualcosa meno, non è così importante adesso dirvi questo, ma è per farvi capire appunto le strutture come sono addossate al complesso stesso. E dal nuraghe complesso nuragico del Santa Barbara di Vilanova Truschedo credo che ormai possiamo anche andare via, e speriamo insomma di avervi fatto vedere qualcosina. Ricordatevi che in questi vlog non ci sono tantissimi tecnicismi, proprio per
cercare di dare più un'impronta di viaggio. Certo, qualcosina di scientifico ho pensato di dirvelo, ma deve essere anche conviviale, e poi ognuno di voi può assolutamente decidere e scegliere di approfondire i discorsi, e ci sono tante pubblicazioni di scavi archeologici degli addetti ai lavori, e per cui insomma occupatevene. L'importante è che qualsiasi fine voi abbiate nel viaggio, nel conoscere, nell'avvicinarvi a questi monumenti così belli e interessanti, e soprattutto importanti, ma per quanto riguarda tutto il patrimonio mondiale della cultura, artistico, architettonico, siate sempre e comunque rispettosi. Poi fate attenzione a dove mettete i piedi, per cui ricordatevi rispetto, sicurezza e amore per la cultura. Ora io vi saluto e insomma continuate a seguirmi, mettete un like, iscrivetevi al canale, e al prossimo viaggio nella terra dei nurages.